Buondì a tutti, mi sono sempre me, sono Pietro Kociancic e in che è il 30 di settembre, siamo arrivati alla fine del mese e mi sono qui a Legnan perché avevi di incontrare della gente, poi l'incontro alle saltà, ma intanto mi si rigiamo arrivati a Legnan e allora se lei così, a fare un giro per Legnan per vedere un po' come è. E dunque sono arrivato a vedere la roba vena di roba più interessante di Legnan, cioè è il castello di Legnan, che come vedi è un castello di vera, è il Gaiso Tour, è il Gaiso Mur, è il ga, guardi un po' adesso se vicino un momento, è il ga, è il suo bel fussà, vedi che è un po' una depressione nella terra chi da sotto che passava l'acqua, pensi. Probabilmente un tempo che era un punto levaduro, vedi là dove è l'entrata che la terra che lava su e poi lava giù, lì probabilmente passava l'acqua e dunque era il ponte, e se era l'acqua vuol dire che forse era un ponte levaduro, se ci in sci ponte levatoio, ponte levaduro in sci per dare un'informazione lessicale. E dunque anzi mi metti con la videocamera in sta maniera si vede i muri del castello, perché i pianti sono sempre bei, ma dei castelli a che le minghe dappertutto. Dunque a questo castello che mi sa che lei è su minga di preciso, perché ho minga studiare la roba, però probabilmente lei è o di Visconti o di Sforza, perché anche la forma è un po' sempre quella di Castel di Visconti o di Sforza, e per le piscine però è grazioso, guardi questa bella tour, è disegno di forma quadrata perché è un castello medievale. Il castello medievale aveva spesso quella forma qui quadra, e alle sarà su se poi no guardate, ma intanto si fa un bel giro intorno perché è bello, è un castello che il gan chiamò la forma del castello. Si vede che qui ha un po' tiragiò i muri, anche perché un bel momento i castelli servivano più una gota, allora tanti volte gli trovavano in giù e altre volte invece sopravvivevano e restavano in sci come record di tempi in tre. Vabbè, insomma, se andrei a vedere un po' il castello di Legnan, facciamo un po' il giro, magari vediamo un po' più se depressa perché alle minga va. Allora, facciamo una roba interessante, andiamo a vedere più se dei vicini, facciamo una roba mezzo illegale, anche se no, se non illegale. Se vicino a quella scala qui de fer, in sci a po' d'un guardare anche un po' il dedente della corte, proprio che sta qui è reality tv, televisione del vera. Dunque vedi del 3D i tour che quella bella H bianca che probabilmente un tempo era un po' il center dove era il soldau, il castellan, insomma come vedi sono anche un po' a inventare, perché sennò usa lei che po' di neuf, però in sostanza è un bel castello che è a Legnan, e quella roba qui la può servire anche a Vialter, perché se Vialter vi succederà di incontrare un qualcuno di Legnan che probabilmente gli sarà messo di Milano, perché pensa che nessuno conosca la sua città, Vialter dirà ma no, insomma Legnan è bella, che fino a un castello, e lui resterà, questo è il legnanese che sarà, andrei a parlare con Vialter e resterà con la bocca aperta, perché e vedrà che Vialter conosce un qualcosa del suo paese. Dunque è sempre importante conoscere un po' i paesi d'intorno, perché in sci si fa bella figura contingente, ed è l'unica ragione per, no, è mica l'unica, però è una buona ragione
per ves curios. E in sci denans al Castel de Legnan, anzi de dre al Castel de Legnan e de dre o denans a sto Restel de Fer, ve saluti e voi vedete che qualcos'altro deve vedere o de fa chi a Legnan. Ciao!